Allora, siamo con l'ingegner Fabio Bonfà, vicepresidente vicario del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Voi il 12 e il 13 giugno a Mestre Laguna Palace avete un importante convegno, affrontate dei temi particolarmente caldi per il Veneto. Sì, noi tutto questo 2015 affrontiamo il tema in generale del lavoro perché pensiamo sia la priorità delle priorità. In questi due convegni affrontiamo uno la prevenzione idrogeologica o idraulica e nell'altro le opere pubbliche. Pensiamo che sulle opere pubbliche si debba investire e si debba soprattutto portare a compimento quelle opere incompiute che devono assolutamente essere completate. Si parla che dei 285 miliardi della legge obiettivo 2001 solo 23 miliardi sono per opere completate, quindi meno del 9%. Bisogna assolutamente realizzare le opere, qui nel Veneto noi abbiamo 27 da realizzare. Bisogna metterci le risorse che servono e soprattutto completarle perché sono un patrimonio di sviluppo per il nostro territorio e per il Paese in genere. Possiamo ricordare quali sono le più importanti di queste opere ancora incompiute? Una sicuramente è l'idrovia, l'altra è il Mose, che è un'opera che ha avuto qualche problema, come sappiamo, giudiziario, però è un'opera dal punto di vista ingegneristico che ci viene unanimemente riconosciuto come un'opera di grande ingegneria che deve essere completata in tempi rapidi per ridare vita a una città come Venezia che ci è invidiata da tutto il mondo. Noi chiediamo che si cambi marcia nella progettazione delle opere strutturali, si deve programmare e progettare le opere con i giusti tempi e poi rispettare questi tempi perché uno dei problemi è che le opere strategiche nel nostro Paese hanno tempi troppo lunghi, il doppio di quello che ci si impiega in Europa, con molte controindicazioni, aumentano i costi ma anche l'opera diventa obsoleta prima di entrare in funzione, quindi un'opera che nasce vecchia. Bisogna intervenire per programmare e progettare correttamente e realizzare queste opere.